Chiedo scusa, lei ha compiuto accertamenti sempre con riferimento a quell'informativa in merito a Tuccio Salvatore? Dunque, vorrei specificare, signor Presidente. La sezione aveva un compito di sviluppo di dichiarazione dei collaboranti che ci pervenivano su delega da parte dell'autorità giudiziaria. Nel momento in cui noi affrontavamo il lavoro che c'era da fare, veniva suddiviso tra diversi sottufficiali, per cui ognuno eseguiva una branca del lavoro assegnatogli, chiaramente il tutto coordinato da un funzionario, nella fattispecie ero io, e siglato a sua volta dal dirigente scuola. Quindi sui fatti specifici, voglio precisarlo, onestamente trovo un po' di difficoltà sul fatto specifico, perché il fatto specifico è stato fatto da un ufficiale o da un sottufficiale preposto. Sì, sulla metodologia dell'indagine, su come è stato svolto in generale la metodologia dell'indagine, posso dire come noi lavoravamo, come noi affrontavamo il tipo di attività investigativa, come facevamo ad avere riscontri sulle dichiarazioni eventuali dei collaboranti. Sì, dottore. Allora io, Presidente, a questo punto dovrei insistere sulle domande che avevo posto all'inizio, che avevano per tema la vicenda di Dell'Utri Marcelli. E su questa seconda parte No, non ha domande da porre ulteriormente. Allora la Corte si ritira al momento per deliberare sulla ammissibilità dell'indagine Dell'Utri. Posto, per favore. Vediamo se possiamo mettere un punto fermo su queste questioni che si stanno prospettando stamattina, perché mi pare che riguardi un po' tutti i testimoni che sono stati citati per stamattina stesso, se ci sono anche ulteriori indagini del pubblico ministero che riguardano altri. La Corte ha ritenuto che l'articolo 430 del Codice di procedura penale non pone limiti temporali alle indagini ulteriori del pubblico ministero, sicché l'attività posta in essere si ritiene legittima, e tuttavia l'attività probatoria nella quale l'indagine deve trovare sbocco nel processo va introdotta attraverso i canali stabiliti dallo stesso Codice. Ritenuto che tali canali, apprestati per l'introduzione della nuova prova, vanno individuati nell'istituto della restituzione del termine, ovvero attraverso la delibazione di necessità da parte del giudice di cui all'articolo 507 del Codice di procedura penale. Ritenuto che nella specie, non ricorrendo i presupposti di fatto per il funzionamento dell'articolo 493,3 del Codice di procedura penale, la prova può essere ammessa solo ai sensi dell'articolo 507. Per questi motivi la Corte riserva l'ammissione della prova oggi indicata dal pubblico ministero al momento successivo della deliberazione sulla richiesta di prove ulteriori che le parti vorranno proporre in esito alla istruzione dibattimentale in corso. In altri termini e molto più semplici, stiamo confermando l'orientamento precedente di invitare le parti a proporre tutte le ulteriori istanze istruttorie in esito alla istruzione in corso, e in modo che si possa avere un quadro completo di quello che si deve ancora fare in relazione a quanto già si è fatto. E pertanto questo anche in vista del fatto che l'attività istruttoria del pubblico ministero è giunta a una fase in cui sta per essere esaurita. Quindi procediamo oltre. Stamattina. Presidente, mi scusi, solo un chiarimento di carattere temporale. Verrà dedicato un apposito spazio processuale per sviluppare questo tema, non so, un'udienza la prossima settimana, in questo senso ho compreso bene? Cioè, io... alla fine? Sì, alla fine, sì, ho capito. Cioè, secondo poi voi mi farete le vostre osservazioni anche di opportunità, oltre che tecnico. Cioè, intanto dobbiamo
esaurire l'acquisizione delle prove offerte dal pubblico ministero e ammesse, e questo mi pare che siamo già in una fase che sta per esaurirsi, in cui questa attività sta per esaurirsi. Dopodiché dobbiamo assumere i testimoni indicati dalle difese. Chiedo scusa, Presidente. In esito a questa ulteriore attività, mi parerebbe quello il momento in cui le parti debbano indicare le ulteriori prove che intendono, che offrono e che intendono che siano acquisite. Posso, Presidente? Sì. Allora tutti gli accertamenti che sono stati chiesti ai difensori a codesta Corte e che in parte sono stati compiuti non potevano trovare ingresso in base a questo orientamento, giusto per capire anche quello che sarà l'orientamento da questo momento in poi. Sono stati chiesti tutta una serie di accertamenti in corso del procedimento che riguardavano, che ne so, lo stato di detenzione ma sono accertamenti chiesti. Cioè, come prova documentale non ci sono limiti temporali scusate un momento, sono stati già ammessi, sono stati testi di riferimento, testi indotti e comunque testimonianze in ordine alle quali non c'era opposizione di controparte. E poi si è detto che questi li sentiremo infatti con i testimoni della difesa quando si è trattato di indicazione di testimoni. Chiedo scusa, Presidente, è solo per un chiarimento. Se io chiedo di accertare se Tizio Caio è stato detenuto presso un dato istituto in un certo arco temporale, sì, a mio avviso non è prova temporale, perché allora potrei dire io oggi non mi sento il dottore Montemagno, chiedo l'acquisizione di tutta una serie di documenti, lasciando stare quando io li ho ottenuti o meno, che attestano la presenza, cosa che il pubblico ministero può darsi che chiederà da qui a poco, che attestino o meno la presenza di Tizio Caio nella vicenda si trattava di Dell'Utri per un dato arco temporale. Ecco perché io chiedo, dobbiamo intenderci su che tipo di accertamenti qua possiamo fare, perché allora io potrei scavalcare benissimo, e invece mi sembrava più corretto far trovare ingresso attraverso un certo sistema a certi elementi che erano elementi documentali, e io appunto di questo do atto a quanto dicevano i difensori poc'anzi, volevo arrivare proprio a questo punto. Cioè io ho dei documenti che attestano la presenza di Tizio in un dato contesto temporale in un certo arco di tempo, allora questo, sotto questo profilo, può trovare ingresso. Mentre se io chiedo al funzionario che ha compiuto l'accertamento di dire che tipo di accertamento ho fatto, che poi sarebbe il massimo appunto della garanzia anche della difesa, proprio per far capire alla difesa come e il perché si è giunti a una determinata conclusione, allora sotto questo profilo mi rendo conto che non potremmo più, avremmo una strada sbarrata. E allora a questo punto noi ci determineremo di conseguenza in base agli orientamenti che mi sembra di aver compreso. Presidente, se di documenti si tratta e non di atti di indagine, perché al pubblico ministero non sfuggirà la differenza mi sembra che la questione è prematura. Prima vediamo il pubblico ministero fare le sue indicazioni e poi interverrete. Allora, altri testimoni da sentire? No, chiedo scusa al dottore Montemagno, cosa dobbiamo fare, Presidente? C'è sul tema sul quale ha già risposto, c'è un controesame, lo facciamo tornare, altrimenti lo licenziamo. Ha domande da fare? Sì, Presidente, credo di sì, perché ha fatto... Allora, introduciamo il dottore Montemagno. Sì, c'è credo una questione che dovrebbe peraltro affrontare, ritengo, il pubblico ministero. Sì, la stavo affrontando. Le domande sono state fatte su atti non depositati, nemmeno al fascicolo del PM, quindi al momento, io infatti mi ero ripromesso... Una domanda, quella che riguarda la posizione della mia assistita. Quindi, insomma... Ecco, a tal proposito il pubblico ministero deposita, peraltro gli avvocati durante la pausa, perché la Corte era in Camera di Consiglio, in parte ne hanno preso visione, deposita l'esito di accertamenti compiuti dalla squadra mobile in base alle dichiarazioni rese da Avola Maurizio. Si tratta di una nota del 30 maggio 1994 con allegati documentazione fotografica e documentazione carceraria che poi ovviamente i pubblici ministeri si riservano di chiederne l'ammissione come prova documentale. Presidente, anche se non c'entra nulla, approfitto solo
No, ma io un'altra cosa non mi permetterei di sottrarre. Approfitto prima che lo dimentico, la mia memoria è prevista l'audizione di quel tal Pattarino, se ho capito bene. La difesa intende produrre ex 238 e 493 terzo comma i verbali di dichiarazioni rese dal Pattarino avanti la Corte d'Assisi di Siracusa nel processo cosiddetto Gioconda. Sono verbali di dibattimento e si depositano in tempo per come... La data, avvocato, la data in cui sono state rese queste dichiarazioni? Ovviamente il 3 febbraio 96, cioè successive al momento, è chiaro, 493 terzo comma, dicevo. E le deposita oggi per domani? È al fascicolo del dibattimento. È la stessa cosa, avvocato, cioè lo chiede oggi per domani, siccome c'è stata fatta un'osservazione in tal senso. Allora, no, ma se vuole le do quelle 2 pagine. Era soltanto polemica. Le sole 2 pagine, io non intendo fare polemica. Sono 2 pagine che mi riguardano, se vuole gliele sottolineo così non avrà difficoltà. No, senza sottolineature va bene. Il dottore Montemagno. L'avvocato Catania? Sì, Presidente, grazie. Dottore Montemagno, lei poco fa parlava di questa casa sono qui l'avvocato Catania, nella disponibilità dei fratelli Aiello. Può dire sulla base di quali elementi avete accertato che questa casa fosse nella loro disponibilità? Ripeto, avvocato, io poco fa ho letto la nota a cui lei sta facendo riferimento. Ho visto che i sottufficiali si sono materialmente recati sul posto, evidentemente sulle indicazioni fornite dal collaborante Avola, e hanno verificato la presenza di questa casa rurale, casa rustica, con questo cancello con scritto Aiello, e hanno fatto i rilievi fotografici. Mi sembra che lì non c'è scritto qualcosa di più di quello che io stia dicendo, cioè che in quel cancello c'è scritto Aiello e sono stati fatti dei rilievi fotografici. Lei dice cose perfettamente esatte, però sono cose che la Corte sconosce e quindi dobbiamo renderne consapevole la Corte. Allora, io intanto maggiori indicazioni potrà fornire chi materialmente ha fatto. Infatti le mie 2 successive domande sono solo 2 successive domande. Prego. Se ha la pazienza di ascoltare. Avola si recò insieme ai verbalizzanti per il sopralluogo? Presumo di no, ma non glielo so dire. Presumo di no. Presumo di no, non me lo so dire. E allora ci può dire esattamente, quindi ritornando alla precedente domanda, l'indicazione che lei trova in quella nota è soltanto che c'è scritto sulla buca delle lettere Aiello e basta? Avvocato, chiedo scusa. Io ripeto, dai molteplici accertamenti non ho una memoria visiva di tutto. Io poco fa ho letto queste righe dove il personale dice che ci sono portati sul posto, il personale si è portato e ha verificato su quelle indicazioni certamente la presenza di questo casolare, di questa villa antica con un cancello, e lo descrive, evidentemente il collaborante descrive questo cancello, con scritto Aiello. Poi passa a un secondo punto su un altro fatto. Perfetto. Io questo voglio dire. A me interessa precisare che non è stato fatto altro accertamento, ad esempio su chi era di chi effettivamente è la proprietà, se la casa fosse stata perquisita, se si è entrato. Questi accertamenti sono stati fatti o no? Questo a me interessa. Avvocato, questo si può desumere leggendo il seguito del rapporto, se vi sono altri punti in merito a questa abitazione. Lì, dico, in quella nota c'è soltanto che la nota io ho letto perché sulla posta delle lettere c'è scritto Aiello. Dico bene, avvocato, risponda sì o no? Voglio dire questo qua, su quella parte che io ho letto c'è scritto così. Perfetto. Però non ho letto il resto dell'informazione, cioè non mi sto ricordando il resto dell'informativa, né l'ho letto in questo momento. La può leggere, la legga, se la faccia avere e la legga. Presidente, se lo vuole autorizzare a... Io non è nella già mia... autorizzato a compulsare l'atto e a sua firma, anche se materialmente hanno certo, sono stati, certo. le attività sono state poste in essere Presidente, da personale organico all'ufficio del test. Certo, ma infatti io non mi oppongo, anzi chiedo io che lo legga, per vedere se ci sono altre indicazioni sul punto. Presidente, però io ora vorrei capire
siccome in effetti l'avvocato ha ragione per una parte, però adesso bisogna chiarire una cosa. In effetti il documento sul quale il dottor Montemagno sta riferendo non era depositato. Adesso però sono state fatte domande su una parte che secondo le indicazioni della Corte non dovevano essere fatte perché se dichiariamo tutto inutilizzabile, a me sta bene, Presidente, non ho motivo di proseguire in questo scandaglio. Però a questo punto sarei, la verità è questa. Scusi, dottore Bertone, 2 punti. Lei ha detto che queste foto le vuole produrre. Il test dice che può essere che nella nota ci sia qualcos'altro, fughiamo intanto ogni dubbio. Io la nota ne ho preso visione, non lamento alcuna violazione, vediamo se ci sono altri punti per chiarire e poi magari facciamo questioni se l'atto è utilizzabile, non utilizzabile. Dico, io sarei tentato poi di fare altre domande, tutto qui, questo è il problema. Una volta che io sono d'accordo col suo problema, sì, però anche io avrei poi interesse a fare altre domande. Dottore Bertone, su quell'atto e sul capitolato di prova io non posso opporre nulla. Certo, se lei mi vuole introdurre altri temi che io sconosco, non credo che possiamo introdurre temi che io sconosco. Dico, visto che lei a quell'atto ha fatto riferimento, visto che su quell'atto il test è deposto, va bene, avvocato. E quindi Vediamo, insomma, a questo punto questa parte completiamo, ritengo. No, c'è soltanto il punto A dove si dice che il casolare, quello che abbiamo detto adesso, e in più i rilievi fotografici fatti. Una domanda, chi è che effettivamente poi, il sopralluogo, se può indicare? E c'è la firma dei relatori, c'era l'ispettore Merendino, era uno dei partecipanti al sopralluogo, coadiuvato da personale della polizia scientifica e poi materialmente eseguì i rilievi fotografici. Posso, Presidente? Prego. Dottore Montemagno, poc'anzi, sono qui, poc'anzi lei stava, siccome era stato citato proprio in esito all'attività di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, lei stava spiegando, mi pare che rispondesse al pubblico ministero o un avvocato. La metodologia su cui nella buona sostanza io desideravo sapere questo. Certo. Lei diceva non le ho fatte io ho firmato, ma ci dividiamo fra colleghi, No. qualcuno fa un'operazione. Io desideravo sapere, questi riscontri cosiddetti alla dichiarazione dei pentiti vengono fatti dall'ufficio, da lei, dai suoi collaboratori, orbati della visione generale e incaricati dal magistrato su fatti specifici, o in qualche modo Le spiego voi su. siete in possesso? Mi faccia spiegare compiutamente, perché mi interessa solo questo. Nella buona sostanza avete i verbali e sapete cosa cercare, Certo. nella visione globale dell'interesse all'indagine, oppure il magistrato vi induce, vi richiede specificamente un atto di indagine, un riscontro? Ambedue le cose, avvocato. Cioè noi solitamente il lavoro veniva svolto in questa maniera. Noi venivamo delegati nello sviluppare le dichiarazioni dei collaboranti. Proprio perché ha usato il termine sviluppo io gliel'ho chiesto, esattamente per questo. Ecco. Una volta che noi avevamo i verbali che ci inviava l'autorità giudiziaria, si formavano nell'ambito della sezione i gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro vi era un ispettore. Le dichiarazioni poi venivano articolate nei vari fatti reato.
Ok. Cioè il collaborante parlava di diversi fatti di reato. Sì. Per una migliore schematizzazione nostra e per una migliore lettura dell'informativa venivano disarticolati nei singoli fatti di E reato. poi vi dividevate i compiti. Ogni fatto reato poi veniva sviluppato e tutto con gli accertamenti che il fatto stesso richiedeva e poi articolatamente veniva scritto nelle informative, nel senso che nell'informativa c'è la dichiarazione del collaborante, cioè quello che lui dice sul fatto specifico di cui parla, e poi vi è il riscontro cartaceo su quel fatto. Per fare un esempio, se il collaborante parla di un omicidio, Ho inteso. noi diciamo che quell'omicidio si è verificato in quel dato giorno, in quel dato periodo. Se il collaborante dice che sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco particolare, noi diciamo se la polizia scientifica ha rilevato o non ha rilevato questo. Quando il collaborante poi indica eventuali cori o esecutori, se persone conosciute, noi diciamo che quelle persone che lui indica si identificano in queste persone. Montemagno, ho inteso. In fondo la mia domanda lei ha risposto subito, immediatamente, quando ha detto l'una e l'altra, avvocato. Con i verbali noi sappiamo su cosa indirizzarci, perché sennò sarebbe E spesso un'opera alla cieca. e l'autorità giudiziaria poi ci poneva anche dei quesiti specifici eventualmente. Le chiedo scusa, io dico, questo è un discorso che in qualche modo attiene, come posso dire, io svelo qual è il mio scopo. Questi verbali che voi custodite a questi fini, che avete in copia, dico, ma alla fine chi li tiene, chi ce li ha, dove finiscono? Sono chiusi in cassaforte con il relativo fascicolo e con la relativa informativa. Cioè chi ne dispone? L'ufficio, c'è una cassaforte dove sono chiusi Il dirigente dell'ufficio. certo, i dirigenti dell'ufficio e noi, ne disponiamo noi certamente. Sono chiusi in cassaforte con la relativa informativa già presentata a suo tempo all'autorità giudiziaria. Allora, se ho capito, la trafila è questa e abbiamo concluso, perché in fondo non ho mai cercato riscontri, quindi lo sto apprendendo Certo. adesso. Si ascolta il pentito, che il funzionario di polizia, mi scusi, sia presente o meno, conta poco. No, mi scusi, avvocato. Il collaborante solitamente è sentito direttamente nelle forme di legge dall'autorità giudiziaria. Va bene, no, dico, è ascoltato il pentito, dopodiché questi verbali, attraverso i verbali, voi... L'autorità giudiziaria ci delega, Sì. consegnandoci i verbali, sullo sviluppo delle dichiarazioni, dando indicazioni sulla modalità del lavoro. Va bene, non ho altro da chiedere. Avvocato Passanini. Una sola domanda. Lei ha mai partecipato a interrogatori di collaboranti? No, Grazie, nessun altro. tranne i primi due, ho presenziato ai primi 2 o 3, se non ricordo male, interrogatori di Samperi Severino Claudio, quando era a Catania, i primi momenti, diciamo. Cioè quando era nella Quando è stato catturato, quando era nella vostra caserma, diciamo. quando veniva interrogato le prime 2 volte. E lei ricorda, oltre a lei, chi fosse presente? Certamente c'erano i sostituti, c'erano degli No, di funzionari di polizia. Ma i funzionari di polizia, io in questi 2 verbali, in questi 2 o 3 interrogatori certamente. Non mi ricordo altri. Di altri non si ricorda. Non mi ricordo altri anche perché era una situazione abbastanza delicata e riservata, per cui non vi erano altri colleghi. Probabilmente il dirigente della squadra mobile, ma no, perché non è firmato il verbale, quindi sicuramente c'ero io. Lei solo? Evidentemente. Lei, nella squadra mobile che incarico ricopriva? Vice dirigente. Vice dirigente. Con una sezione particolare? La prima sezione che curava, diciamo, questo sviluppo di dichiarazioni. Grazie, nessun'altra domanda. Pubblico Ministero. Nessuna domanda? Può andare, probabilmente la dovremo disturbare anche in proseguo per risentirla su altri punti. Presidente, dovremmo cominciare con il test Olivieri. Se lei ritiene opportuno, tenuto conto dell'orario, tenuto conto del fatto che credo che porterà via un po' di tempo, perché
dovremmo considerare gli accertamenti fatti con riferimento a ciascuna posizione di cui l'ufficiale di polizia giudiziaria si è occupato. Dico, forse sarebbe opportuno fare, per una esigenza di unitarietà, fare la pausa subito e così ricominciare. È l'ultimo test che rimane? No, sono 5 testi che sono i testi della giornata, però ho l'impressione che d'ora in poi i testi richiederanno, proprio perché sono proprio pertinenti al capitolato di prova, un po' di tempo. A meno che non saranno prospettati altri problemi. No, e già i pubblici ministeri avevano anticipato il problema, quindi per la parte che attiene a indagini in corso di processo, secondo l'orientamento della Corte, si farà riserva di chiederlo successivamente. L'avvocato Russo invoca la Corte a ritenere opportuno. Dovremmo riprendere puntualmente alle 15:30. Presidente, semmai possiamo esaminare un funzionario dello SCO che riteniamo di più pronta soluzione. vediamo prima, invece di pigliare alle 4. Dico, noi possiamo anche sospendere ora, però dobbiamo impegnarci per le 15:30 di essere. Presidente, se l'orario è sempre quello, questo io lo chiedo una volta per tutte, in modo che forse non voglio fare pause più lunghe. La stessa pausa, la preghiera è, anziché farla dalle 2:30 alle, se si facesse dalle 2:10, 2:15, ci crea problemi, perché crea problemi. crea problemi. Se il tempo d'udienza, Presidente, è sempre quello, cosa le costa? Per noi crea problemi. Non costa niente, secondo l'attività che è in corso, sospenderlo oppure no. In linea di massima, se fosse oggi è possibile, anticipare ma in linea di massima è auspicabile per tutti. Presidente, telegraficamente richiesta di citazione dell'ispettore Merendino quale teste di riferimento in relazione alla deposizione del dottor Montemagno. È il verbalizzante che avrebbe effettuato materialmente il sopralluogo e i rilievi fotografici. Allora, Presidente, qual è l'ordine dei lavori? C'è una richiesta ora, ci viene contrabbandata per fare scattare le 14:30. No, Presidente, credo che la Procura non può che dire di sì, perché lo farebbero loro, quindi no, è una cosa di un minuto. Ma non su questa circostanza, non su quest'ultima circostanza. Quindi... Allora, alla ripresa. Sospendiamo sino alle 15:30. La sua generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita. Marcello Giamberardini, nato L'Aquila, 21/9/56. La formula del giuramento, per favore. Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Un po' di silenzio, per favore, il pubblico ministero può procedere. Seduti? Certamente. Ispettore, lei innanzitutto dove svolge le proprie funzioni? Sono ispettore superiore in servizio presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Lei si è occupato di indagini relative al riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori Samperi Claudio e Carmelo Grancagnolo? Io, su disposizione del mio ufficio, ho curato l'assemblaggio, se mi passa questo termine, di tutti i riscontri seguiti alle dichiarazioni del collaborante Samperi. Con riferimento al Samperi, è in grado di dire
eventualmente anche sulla base della CNR del 7 giugno 93, la data in cui il Samperi è stato arrestato? Guardi, Samperi è stato arrestato la notte precedente all'Epifania del 1993 e il mio ufficio, almeno io ho curato per conto del servizio centrale operativo l'assemblaggio, se così posso usare questo termine, dei riscontri seguiti alle sue dichiarazioni fino al 23 aprile. Fino al 23 aprile. Sono dichiarazioni che ha reso ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia distrettuale antimafia di Catania. Ecco, ci vuole dire, ovviamente consultando eventualmente la CNR del 7 giugno 93, in particolare a pagina 8, sino a quale data il Samperi è stato detenuto in struttura extracarceraria? È stato detenuto in una struttura extracarceraria fino al 9 aprile 93. Fino al 9 aprile del 93. Io le chiederò ora alcune indicazioni che sono contenute in questa CNR con riferimento ai personaggi che sono stati identificati, che sono indicati in ordine alfabetico. Vorrei che lei chiarisse, appunto sulla base di questi atti, il rapporto di parentela tra Ercolano Aldo e Giuseppe e Santa Paola Benedetto ed Emanuele Natale, cioè sulla base. Guardi, per risponderle a questa domanda dovrei vedere l'allegato numero 4, se non mi sbaglio, che sono i riscontri che hanno prodotto i colleghi della squadra mobile di Catania. Tenga presente che tutti i riscontri. No, ma dico, a noi basterebbe soltanto che lei ci indicasse le generalità con l'indicazione della paternità di Ercolano Aldo, di Santa Paola Benedetto e di Emanuele Natale. Allora, se me li dà nell'ordine glieli posso. Ecco, Ercolano Giuseppe. Chiedo scusa, dottore Bertone, Presidente, chiedo scusa, l'avvocato Di Giorgio sono. Per mia conoscenza sono arrivato qualche attimo dopo che si presentasse l'ispettore, del quale non so il nome. Se potesse dirmelo, e poi avrei una domanda che credo che sia preliminare alla testimonianza. L'ispettore Gian Berardini. Ecco, mi consente, dottore Bertone, di chiedere un chiarimento. Ispettore, lei ha partecipato agli interrogatori, agli esami ai quali venne sottoposto il Samperi da parte dei pubblici ministeri? In alcune occasioni e solo per motivi investigativi. Perché Non ha provveduto lei alla verbalizzazione? Alla verbalizzazione potrebbe darsi che in un'occasione abbia assistito materialmente, ma soltanto per la redazione. Ecco, sarebbe indispensabile, presumo, conoscere questa volta, tenuto conto che in questo caso non potrebbe assumere, almeno per quelle dichiarazioni, la qualità di testimone. Guardi, le posso rispondere soltanto se potessi consultare tutti i verbali, visto il lasso di tempo. Le dico che sono stato presente in alcuni interrogatori per motivi investigativi, perché all'epoca l'ufficio aveva. Comincio a non capire quello che. No, scusi, pubblico ministero, c'è opposizione alla domanda del pubblico ministero? Sì, mi pare di capire che ci sia opposizione, perché avrebbe rivestito, scusi avvocato, avrebbe assistito ad alcuni, alla redazione di alcuni verbali di interrogatorio. Io credo che questo
problema, signor Presidente, sia stato posto in tutte le occasioni, in tutti i processi, tribunale, in Corte d'Assise, e la soluzione è sempre stata nel senso che chi ha partecipato, soprattutto per funzioni investigative, come certamente l'ispettore Gianbernardini, non si trova in nessuna delle situazioni di incompatibilità a testimoniare, proprio perché la funzione che l'ispettore assume non è quello di ausiliario del giudice o del pubblico ministero nel caso di specie, ma quello di organo investigativo. Chiedo quindi che l'opposizione venga rigettata. No, Presidente, io forse non mi sono... È stato lo stesso ispettore su mia specifica domanda che ha detto che almeno 1 o 2 volte ha materialmente... No, forse sono stato frainteso. Io posso precisare di aver partecipato ad alcuni interrogatori. Io parlo di verbalizzazione, ispettore, solo questo. Guardi, per escluderglielo al 100% dovrei consultarli tutti. Esatto, lei disse che forse in qualcuno ho assunto la qualità di ausiliario. Se lei lo esclude non giusto. Lo posso escludere, le posso dare la certezza matematica solo con la consultazione. A memoria, attualmente, le posso dire di non essere mai stato nominato ausiliario per la redazione. Presidente, io devo far rilevare, a parte che non credo assolutamente alla fondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa, dico che tutti i verbali sono redatti alla presenza, con l'assistenza come ausiliario o del collaboratore oggi presente o di altro collaboratore dell'ufficio della Procura della Repubblica. La presenza dell'ispettore Gianbernardini, ad esempio su sollecitazione di qualcuno dei difensori, ho preso il verbale del 27 marzo e certamente c'è la presenza dell'ispettore Gianbernardini, ma non è certamente in quella di collaboratore del pubblico ministero che lo interroga, visto che c'è la presenza del collaboratore di cancelleria. Quindi la domanda mi sembra, e l'opposizione mi sembra assolutamente pretestuosa. Sì, ma è pacifica la giurisprudenza ed era questo che io volevo riscontrare, nel senso che non esiste l'impedimento per quelle attività, cioè non esiste l'incompatibilità per gli atti che siano al di fuori di quello dell'articolo 373 del Codice di procedura penale. Quindi per le funzioni, la domanda riguardava atti di polizia giudiziaria che erano stati assunti dal testimone. Quindi si rigetta l'opposizione, può rispondere. Quindi mi interessava la maternità di Ercolano Giuseppe. La maternità di Emanuele di Particella Maria. Mi interessava adesso la maternità di Ferrera Antonino. De Emanuele Angela di Particella. Mi interessava adesso la maternità di Santa Paola Benedetto. De Emanuele Cosima di Particella.
sulla base appunto di questi atti, di questo indice alfabetico, vorrei che lei chiarisse alla Corte il rapporto di affinità esistente tra Nania Antonino e Mangion Francesco. Nania Antonino è genero di Francesco Mangion. Questo è quanto mi risulta dalla consultazione dell'informativa. Sulla base di questa consultazione vorrei che lei dicesse alla Corte qual è il tipo di accertamento che è stato fatto su Panebianco Michele. Sempre dalla consultazione di questa informativa, data 7 giugno 93, Panebianco Michele, intestatario, quale intestatario della Maserati, poi in uso a Samperi. Ecco, ci vuole dire, sempre sulla base di questi atti a sua disposizione, il luogo di domicilio, di residenza di Ferrera Antonino e di Ercolano Aldo. Per Ercolano Aldo, via Nuova Lucello 142 Scala D. Per l'altro nominativo, mi scusi signor. L'altro era Ferrera Antonino. Quindi ha detto quello di Ercolano Aldo? Sì, glielo confermo. Ercolano Aldo, residente a Catania in via Nuova Lucello 142 Scala D. Mi diceva, mi scusi signor. Ferrera Antonino. Ferrera Antonino, residente Catania, via Nuova Lucello 140/142, piano primo. Sempre con riferimento a questa CNR, vuole chiarire alla Corte tutti i personaggi con il cognome di Raimondo, non di Raimondo, ma Raimondo, che sono stati oggetto di attenzione da parte dello SCO sulla base delle dichiarazioni. Le generalità complete. Certo. Allora, sempre consultando questa informativa, alla pagina 46, al numero 220, troviamo un Raimondo che è detenuto in corso di identificazione. Poi c'è Raimondo Francesco di Cosimo e Bileggi Angela, nato Catania 18/6/51, ivi residente in via Pidatella 22, piano terzo. Poi c'è Raimondo Pietro di Cosimo e di Occhipinti Giovanna, nato a Catania il 23/2/62, ivi residente in via Pulè numero 38, piano primo. Poi c'è Raimondo Roberto
Di Cosimo e Bileggi Angela, nata a Catania il 7/6/44, residente Catania, via Matteo Ricci 21, piano secondo. Con riferimento alla posizione degli imputati di questo processo, Tusa Francesco e Tusa Lucio, vuole chiarire alla Corte rapporti di parentela o di affinità con altri personaggi sui quali eventualmente il Servizio Centrale abbia svolto indagini. Per questi due nominativi penso mi sia indispensabile anche una consultazione delle due schede, perché altrimenti le posso dire che dalla consultazione della prima parte qui dell'informativa che Tusa Francesco è genero di Leonardo Greco. Lei conosce Leonardo Greco? No, personalmente no. No, conosce come personaggio? Come personaggio sì. E chi è? Io lo conosco marginalmente ovviamente, ma è un personaggio legato ad ambienti criminali dell'organizzazione Cosa Nostra. Per quanto riguarda Tusa Francesco e Tusa Lucio, la maternità. Per quanto concerne la maternità di Lucio, è figlio di Madonia Clemenza. Ispettore, lei è in grado di riferire qualcosa sulla vicenda personale del Samperi con riguardo alla separazione dalla moglie, se è informato di qualcosa? No. Sui figli, sulla situazione dei figli? No, mi dispiace perché io ho colto solo l'aspetto investigativo e poi successivamente di raccolta e organizzazione dei dati. Non altre domande? Pubblico ministero finito, controparte? Sono domande? Sì, signor Presidente, solo un chiarimento. Senti, ispettore, poc'anzi lei ha detto di aver svolto il lavoro di assemblaggio degli accertamenti che sono stati fatti, quindi delle schede fatte dai suoi colleghi, mi pare di aver capito, no? No, le schede ne ho curato io la redazione delle schede, di quelle che noi chiamiamo quando schede. Quando lei parlava di assemblaggio cosa intendeva dire? Lei li ha assemblati nella nota informativa che adesso ho consultato? Non appena il collaborante ha reso le dichiarazioni ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catania, sono stati fatti dei riscontri a verifica delle dichiarazioni, dell'attendibilità e alla... Questi riscontri li ha fatti lei? Personalmente no, sono stati fatti da personale della Questura di Catania che ha svolto un lavoro certosino a riguardo. Sì, sicuramente, dico, lei però personalmente riscontri non ne ha mai verificati, dico, lei si è limitato a prendere i dati che i suoi colleghi le hanno messi sul tavolo e li ha coordinati. Perfettamente. Benissimo, grazie. Grazie a lei. Possiamo licenziare il test? Può andare, ispettore. Grazie signor Presidente. Per favore le generalità per il verbale, nome, cognome, luogo e data di nascita. Mi chiamo Nardis Sergio, nato all'Aquila, 28/8/59. Dovrebbe leggere la dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico ministero. Ispettore,
Lei ha svolto attività di indagine nei confronti di Mazzei Santo? Sì. Può dire in che cosa è consistita questa attività e come è nata questa attività da lei svolta? Dunque, in particolare abbiamo sviluppato un'ipotesi investigativa dipartendo dal traffico telefonico del telefono cellulare che aveva in uso Santo Mazzei al momento dell'arresto. L'arresto ricorda quando avvenne? È avvenuto nel novembre 92 a Belpasso, credo. Ricorda se il Mazzei in quell'occasione fosse solo o in No, compagnia di altri? si trovava in compagnia di Girolamo Rannesi. Anche lui aveva un telefono cellulare. E quindi diceva questa attività è partita dallo sviluppo del traffico di quei cellulari. Esatto. Vuol dire che cosa è emerso da questa attività di studio? Dunque, da questa attività sono emersi in pratica collegamenti con altri personaggi ritenuti appartenenti all'associazione mafiosa Cosa Nostra di altre province, sia trapanese che palermitana. Senta, risulta a voi da questa attività che il Mazzei avesse collegamenti in altre parti d'Italia? Collegamenti in particolare... Sotto questo aspetto c'è opposizione per la suggestività estrema del quesito così come posto. Si rigetta, può rispondere. Comunque, ricordo in particolare che lui aveva contatti con l'Emilia Romagna in quanto era colà residente il fratello Matteo. Voi avete svolto attività di indagine anche in relazione al fratello Mazzei, Matteo Mazzei? Non in particolare io. Cosa sapevate allora del Matteo Mazzei? Dunque, al di là dei precedenti penali dello stesso e comunque ritenuti... Presidente, mi scusi, c'è un'opposizione concernente il fatto che Matteo Mazzei non è imputato in questo processo. Non c'è nessuno per rispondere. Allora sarebbe opportuno informare la Corte che è stato assolto da un reato associativo contestatogli per non aver commesso il fatto a questo punto. Chiedo scusa all'avvocato Antille, ma sarebbe opportuno. Sta riferendo su questo. Sta riferendo sul Dire, problema. avvocato, che il suo intervento inopportuno è fin troppo poco. Prego, dottore Marino. Signori, abbiamo avuto già abbastanza incidenti. No, ma non è un incidente. Il dottore Marino mi spiegherà. Oggi non procede in questo modo. In questo modo non procede e deve assolutamente procedere. Si rigetta l'opposizione, il teste può rispondere sulla domanda. Allora il dottore Marino mi può dire che è inopportuno così perché ha deciso che è inopportuno. Dunque, Matteo Mazzei, il fratello di Santo Mazzei, operava in Emilia Romagna e comunque era ritenuto anche lui inserito nell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In particolare lo si riteneva dedito al traffico di armi. Per quanto riguarda questi collegamenti con l'Emilia Romagna, può indicare in che arco temporale sono stati riscontrati attraverso lo studio del traffico dell'apparecchio cellulare in uso al Mazzei? Dunque, temporalmente vanno collocati poco prima dell'arresto del Mazzei, quindi agosto 92. Se comunque posso consultare gli atti forse posso essere più preciso. Li ha a sua disposizione? No. Dunque, ecco, si evince che praticamente il cellulare del Mazzei era attivo da qualche mese prima che lui fosse arrestato ed in particolare nell'agosto 92 ci sono proprio delle proiezioni dal luglio 92 ci sono proprio delle proiezioni con l'Emilia Romagna, in quanto che il cellulare del Mazzei praticamente dalla Sicilia si sposta in Emilia Romagna seguendo il percorso
diciamo così, stradale, perché risale tutta l'Italia, in quanto ci sono diversi contatti telefonici, prima in Sicilia, poi in Calabria, poi in Campania e così salendo fino in Emilia-Romagna. Contatti telefonici con chi? Con quale utenza? Contatti telefonici tra il cellulare in uso al Santo Mazzei e quello in uso al fratello Santo, Matteo, scusi. Senta, lei faceva riferimento a collegamenti emersi attraverso lo studio del traffico cellulare con personaggi inseriti in determinati ambienti. Può chiarire, può essere più specifico, con chi sono risultati essere collegamenti e in che arco temporale? Dunque, i contatti in particolare iniziano nell'agosto 92 e si evincono con personaggi trapanesi, in particolare Giuseppe Di Natale, che risulterà successivamente essere altri che un prestanome di Bastone Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Mazzara del Vallo. Ci sono anche contatti con il figlio di Bastone Giovanni, che si chiama Antonio, e anche con personaggi palermitani. Interessante infatti è proprio la proiezione palermitana, perché i contatti ci portano ad identificare 2 apparati cellulari che poi risulteranno essere clonati, e quindi i successivi accertamenti ci consentiranno anche di affermare quasi con certezza che gli stessi erano in uso a personaggi della famiglia di Cosa Nostra di Altofonte, la Barbera Gioacchino e Gioè Antonino, e quindi probabilmente poi anche in uso ai latitanti dell'epoca Bagarella in particolare e Brusca. Ispettore, lei ha utilizzato il termine si deducono contatti e ha parlato poi di uno sviluppo successivo che vi ha consentito di giungere a determinate conclusioni. Le volevo chiedere, per quanto riguarda la Barbera, in base a quali elementi avete stabilito i collegamenti e in base a quali elementi siete giunti alla conclusione che uno degli apparati cellulari fosse apparato clonato? Dunque, per quanto riguarda l'identificazione di questi personaggi, benché intestati ad altre persone, è saltata fuori subito la clonazione. Perché c'erano in alcuni spazi temporalmente molto ristretti. Il traffico telefonico segnalava delle stazioni radiobasi distanti tra loro anche centinaia di chilometri, quindi cosa materialmente impossibile, perché la presenza di un apparato cellulare, se sta in Sicilia, non può stare in Lombardia a distanza di qualche minuto. L'identificazione di questi personaggi, in particolare perché venivano chiamate altre persone che avevano un rapporto parentelare con gli stessi. Erano parenti soprattutto della Barbera e di Gioè. In particolare Gioè chiamava la sorella Gioè Anna, il distributore di benzina di Altofonte in uso che lui gestiva, chiamava anche, aveva un'amante ben conosciuta che lavorava all'ufficio postale di Cerami in provincia di Enna, e quindi queste ipotesi, questi contatti ci hanno fatto ragionevolmente concludere che gli stessi avevano in uso questo cellulare clonato. Volevo chiederle, in rapporto a queste telefonate che vi hanno portato alla conclusione che determinati apparati cellulari in uso o alla Barbera o al Gioè fossero clonati, rispetto a queste telefonate che vi hanno consentito di giungere, comunque di ritenere che si appartenessero, comunque ne avessero disponibilità la Barbera e il Gioè, i contatti con gli apparati cellulari del Mazzei, in che arco temporale, a che distanza di tempo si sono avuti rispetto a quelle telefonate? Non so se sono stato chiaro nella domanda. Sì, ho capito. Praticamente l'arco temporale è l'estate autunno del 92, cioè devo cercarlo perché non mi ricordo. In buona sostanza, se risulta che da quell'apparato è partita una telefonata, che ne so, nei confronti di un familiare del Gioè o della Barbera, quando poi, a che distanza di tempo vi sono risultati i contatti fra il cellulare in uso al Mazzei e il cellulare che si presuppone appartenesse o alla Barbera o al Gioè?
Ma diciamo in quanto tempo? Lei parla di minuti, mi scusi. Cioè l'arco temporale era quello, adesso dovrei consultare il tabulato per vedere proprio. Ah, ecco, grazie. Scusa. Dunque, in particolare nel periodo compreso dal 4/7/92 al 9/11/92 emerge che ci sono contatti tra il cellulare in uso a Santo Mazzei e il cellulare intestato ad Abate Calogero, che poi non è altro che il cellulare clonato in uso a Gioè, presumibilmente a Gioè, sì. Gioè o la Barbera? Dunque, 89 16 53 a Gioè. 89. No, scusi, sì, a Gioè perché sì, confermo. Il cellulare di Abate, il 0337 89 16 53, intestati ad Abate Calogero, risultato clonato, aveva contatti che emergevano sin dal 4/7/92 con il cellulare di Santo Mazzei e la persona era ritenuta strettamente collegata. La legge tutta, il test di questa notizia di reato? C'è opposizione alla lettura così come sta avvenendo? Può continuare, l'opposizione respinta. Continuare. Sì, dunque la persona è strettamente collegata appunto alla Barbera che avesse contatti, è stata poi successivamente, si ritiene successivamente identificata per il Gioè. Attenzione, c'è un particolare, ecco questo adesso, che praticamente da questo cellulare diparte anche una telefonata il 17/10/92 ed è indirizzata a Marchese Gregorio, cognato del latitante Leoluca Bagarella. Prego, probabilmente la telefonata è stata fatta dal Bagarella stesso, insomma. Senta, sono stati controllati anche i traffici relativi ad altri cellulari in questo contesto investigativo? Cioè, lei ha parlato di 2 apparati clonati, ha parlato dell'apparato cellulare rinvenuto al Mazzei e di quello rinvenuto al Rannesi in occasione dell'arresto. Le chiedevo, vi sono stati altri controlli su altri apparati cellulari? Altri controlli sui telefoni, è stato esaminato il traffico telefonico dei cellulari intestati rispettivamente alla Barbera Gioacchino e Gioè Anna, che era la sorella di Gioè Antonino, gli apparati cellulari che non erano clonati, che usavano i 2, intestati ai medesimi, la Barbera e Gioè. Se allora può specificare quali erano gli apparecchi clonati? Gli apparecchi clonati. Magari le utenze, specificando o l'intestatario o l'utenza. Dunque, l'utenza era 0337 89 16 53 ed era intestata ad Abate Calogero e questa era un'utenza cellulare. L'altra era intestata ad Armetta Carlo ed era 337 96 1584. Scusa un attimo, signor Pubblico, può dirci cortesemente il numero della notizia che lei sta leggendo? Le dispiace un secondo, da come sta attingendo queste notizie? Dall'informativa datata 2 luglio 93 in cui ci sono allegati una serie di atti, tutti gli atti sono quasi a mia firma. Ci può dire la pagina, per favore? La pagina è la 12 e la 13. Sì, grazie. Senta, nel corso di questa attività voi avete svolto indagini nei confronti di tale Bruno Mazzer? Sì, Bruno Mazzer perché veniva contattato ugualmente diciamo, emergeva il suo nome da questo traffico telefonico e Bruno Mazzer era coinvolto nell'indagine dell'Autoparco Salesi di Milano ed era stato oggetto di indagini per quel fatto lì. E veniva contattato appunto dal Mazzei, mi sembra.
Sì. Sì. Senta, lei poc'anzi ha fatto riferimento a Gioè Anna. Sì. Può ripetere, perché mi sono distratto un attimino, chi ha avuto contatti con l'utenza in uso alla Gioè Anna? Innanzitutto dobbiamo dire che il cellulare in uso intestato a Gioè Anna era un cellulare che era nella disponibilità di Gioè Antonino, e questo cellulare risultava contattato sia dal cellulare di La Barbera, mi sembra, sì. Aveva contatti in particolare con il cellulare di La Barbera Giacchino intestato al medesimo, e i 2 cellulari clonati che erano in uso rispettivamente, come si ritiene, alla Barbera Giacchino e Gioè Antonino. Senta, voi avete compiuto attività di indagine relativamente ai fratelli Branciforte? I fratelli Branciforte emergevano in quanto in una loro proprietà sono state rinvenute e sequestrate delle armi, un numeroso quantitativo di armi, e questo sequestro è direttamente collegato ad un altro sequestro sempre di armi avvenuto in Emilia Romagna, nei pressi di Rimini, nel novembre 92, e le armi risultavano essere della stessa partita, a quanto sembra, quando mi posso ricordare io. Dunque, il Branciforte in particolare era stato già annotato nel corso di servizi che effettuava il mio ufficio, perché era stato notato in compagnia, cioè un'autovettura a lui intestata era stata notata in uso a personaggi appartenenti alla famiglia catanese di Cosa Nostra. Ricorda chi erano questi personaggi? Questi personaggi erano Di Grazia Francesco, Vincenzo Santapaola, il nipote Vincenzo Santapaola del 56 per chiarirci, Salvatore Pulvirenti figlio di Giuseppe, Girolamo Rannesi e Umberto Di Fazio. E questi avevano in uso un'autovettura. Chi è che aveva in uso l'autovettura del Branciforte di cui stava dicendo? Umberto Di Fazio. Branciforte inoltre era stato controllato precedentemente in compagnia di altri elementi della cosca catanese, quali il noto Maurizio Avola, Marcello D'Agata e Natale Di Raimondo. Può specificare, ispettore, qual è il materiale utilizzato, esattamente gli allegati utilizzati nella ipotesi investigativa da voi sviluppata? Dunque, può indicare come dato in qualche modo? Gli allegati sono una serie di annotazioni che concernono appunto l'analisi dei tabulati, in particolare l'analisi del tabulato in uso del tabulato relativo al traffico telefonico del cellulare in uso al Mazzei Santo. Se può indicare anche l'utenza in modo 0336 88 0872, intestata Evola Rita Maria di Catania. Poi questo che allegato è? Prego? Che allegato numero 1. L'allegato numero 2 invece è un'annotazione che concerne in particolare l'analisi dei tabulati relativi all'utenza 0337 96 15 84 ed è intestata ad Armetta Carlo di Palermo, l'analisi del traffico telefonico della predetta utenza a partire dall'ottobre 92, dal 17/10/92 al 22/10/92, perché il periodo di clonazione dalla quale si evince la clonazione dell'apparato cellulare, e poi l'analisi degli spostamenti nell'ambito del territorio nazionale che si evincono dai ponti di aggancio
delle conversazioni, e questo costituisce l'allegato 2. L'allegato 3 sono gli accertamenti circa l'ipotesi di clonazione del telefono cellulare utilizzato dalla Barbera Giacchino, e quindi il 337 96 15 84. L'allegato numero 4 è un'annotazione relativa agli accertamenti svolti circa l'ipotesi di clonazione del telefono cellulare 0337 89 16 53, probabilmente utilizzato da persona vicino alla Barbera Giacchino, quali Gioè Antonino o, come ho detto prima, mi sfugge. Vabbè, Gioè. E poi l'allegato numero 5 è un'annotazione concernente l'esame del traffico telefonico e gli spostamenti della persona che ha in uso il cellulare 0337 89 16 53 in testata Abate Calogero, risultato anch'esso clonato. L'allegato numero 6 invece ci sono tutti i tabulati relativi al traffico telefonico dei cellulari nell'ordine di Mazzei, Armetta, Abate, che sono i 2 cellulari clonati, la Barbera Giacchino e Gioè Anna. Senta, ispettore, sono finiti gli allegati? Sono finiti, mi pare, gli allegati? Sì. Nell'allegato 2 sì. vi è inserito una cartina. Sì, perché... No, prego. Può specificare di cosa si tratta? Dunque, questa cartina evidenzia... L'ha individuata, ispettore? L'ha individuata? Riguarda è una cartina del Veneto ed evidenzia in particolare il paese di Montagnana, in provincia di Padova, dove la Barbera Giacchino aveva degli interessi relativi alla sua professione di appaltatore. Vi è una ragione particolare per cui è stato... Sì, perché ci sono le proiezioni del telefono cellulare in quella regione. Di quale telefono cellulare? Sì, un attimo. Dunque, del telefono di la Barbera Giacchino, quindi allegato 2. Praticamente del telefono clonato intestato ad Armetta Carlo. Il telefono clonato 0337 96 15 84 intestato a Armetta Carlo e presumibilmente in uso alla Barbera Giacchino. Ecco perché avvalora anche l'ipotesi della clonazione e che lo stesso sia in uso alla Barbera. Abbiamo finito per il momento, Presidente. Sì, ci sono domande? Sì, Presidente. Procedo. Sì. Procedo, avvocato. Senta, ispettore, risultano attività investigative al vostro ufficio concernenti il lavoro svolto da Matteo Mazzei a Rimini e nelle zone vicine a Rimini? Dunque, ci sono attività investigative, però non sono state da me effettuate e quindi non sono in grado di risponderle. Lei ha preso quindi qualche cosa che adesso non ricordo, oppure non è in grado perché non sa di che cosa effettivamente si tratti? Cioè non le risulta... Diciamo, la caratura del personaggio era ben nota, insomma, era conosciuto per le sue attività. Sì, io le ho fatto una domanda su Matteo Mazzei, le ho chiesto, io non ho lei risulta, se per caso le risulta che in quel di Rimini egli esercitava un'attività lavorativa, se le risulta dica di sì e quale eventualmente? A me non ho effettuato indagini dirette su Matteo Mazzei e non ne sono a conoscenza. Allora lei non ha effettuato nessuna indagine su Matteo Mazzei, fatta eccezione di questi riscontri sul telefonino? Confermo. Perfetto. Sento un'altra cosa, vuole spiegarci un attimo, quando lei parla di clonazione, cosa intende esattamente dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico, cioè le posso spiegare così molto semplicemente non essendo un tecnico. Certo. La clonazione non riproduce altro che, diciamo, con 2 telefoni possono essere sullo stesso
cambiando numero di seriale di uno dei due telefoni, praticamente si riproduce il numero di telefono di uno, quindi è difficile spiegarlo forse. Sì, senta, La clonazione è abbastanza facile. Cioè noi si evince molto bene dal traffico telefonico perché... Sì, questo abbiamo capito, dico, di fatto è lo stesso numero su due telefoni. Basta cambiare il numero seriale. È chiaro che c'è bisogno di un intervento tecnico, dapprima da parte di tecnici specializzati, però poi successivamente questi personaggi che li utilizzavano avevano imparato anche da solo e lo facevano anche da soli. Sì, voi avete la ringrazio. Volevo chiarire questo aspetto. Voi avete svolto delle indagini per accertare se vi fossero dei tecnici interessati a queste operazioni, li avete identificati eventualmente? Non in particolare il mio ufficio, perché in merito mi sembra che hanno riferito ampiamente due collaboratori di giustizia che utilizzavano mi scusi, non quello che avete collaborato, io le chiedo se vi sono stati atti di indagine del suo ufficio o di suoi sottoposti volti ad identificare dei tecnici che hanno operato queste clonazioni. Ripeto, da parte nostra, per quanto è mia conoscenza, io non ho effettuato questa attività di indagine. Perfetto. Senta, ricorda, anche consultando gli atti, quante sono state più o meno le telefonate in partenza dal telefono da quel telefono che è stato trovato in possesso di Mazzei Santo al momento del suo arresto, e quante invece nel telefono che lei attribuisce a Matteo Mazzei? Dunque, per quanto riguarda le telefonate partite dal cellulare di Mattei Santo, sono evidenziate nell'allegato 1 dell'informativa. Sì, più o meno ricorda quante telefonate saranno state? Dovrei contarle se mi lascia il tempo. Sì, prego. Sono numerosissime. Guardi, sono 27 pagine di traffico telefonico, adesso se in ogni pagina ce ne sono forse una trentina. E adesso le chiedo, ecco appunto, così abbiamo un'idea del volume. È notevole il traffico. Perfetto, notevole. Ora le chiedo io, lei parla di questo telefono, questo traffico notevole, sì, che lei mi pare aver detto è del telefono che attribuisce a Mazzei Santo, è vero? Sì, cioè non attribuisco, non attribuisco. Lo attribuisce in quanto, mi pare di aver capito, è quel telefono che avete trovato indosso al Mazzei al momento del suo arresto. Confermo. Perfetto, le faccio una domanda e le dico: ci sono atti di indagine o accertamenti svolti dal vostro ufficio, dai suoi sottoposti, in grado di accertare o di verificare se per caso continuativamente, in epoca antecedente al rinvenimento di questo cellulare, esso è rimasto nella disponibilità di Mazzei Santo? Presumibilmente sì, perché i contatti sono... Lasci stare il contatto è una sua deduzione, mi scusi, io le faccio una domanda su un fatto. Sì. Cioè, ci sono stati atti di indagine che hanno accertato che il Mazzei ha continuativamente detenuto questo telefonino per il periodo da lei descritto e prima della sua cattura. Le risultano atti di indagine che confermano questo? Io personalmente non li ho espletati, quindi non le sono in grado di rispondere. Perfetto, la stessa domanda le faccio per il telefono che lei sostiene essere quello di Matteo Mazzei. Le rispondo come prima. Perfetto. Sento un'altra cosa. Lei... No, l'utenza adesso la chiariamo, un attimo soltanto. Il problema è questo: quando è stata fatta la verifica sul telefono clonato che è stato rinvenuto indosso al Mazzei Santo al momento della sua cattura, Mazzei Santo non aveva nessun telefono clonato. Allora indosso al Mazzei Santo che telefono è stato trovato? Un telefono, diciamo, pulito tra virgolette, era intestato a Evola Rita Maria di Catania e non è risultato essere clonato. E allora le chiedo, per quel telefono che lei reputa essere stato invece in uso a Mazzei Santo, lei da dove deduce che quel telefono fosse clonato? Perché lo attribuisce al Mazzei e come fa a dire che fosse clonato? No, io non l'ho... clonato lei lo ha cercato di spiegare, ma che fosse in uso al Mazzei come fa a dirlo? No, io non l'ho detto che fosse in uso a Mazzei. Scusi un attimo. Facciamo rispondere un secondo. Avvocato, lei sta facendo una chiarisca il test per noi. Sì, perfetto. No, io ho detto che il telefono...
chiarezza. cosa diversa. Sì, no, dico per mia chiarezza, così fughiamo un dubbio. Io ho detto che il telefono clonato era presumibilmente in uso alla Barbera Giacchino, non a Mattei Santo, e un secondo telefono probabilmente in uso a Gioè Antonino, clonato, ma non il telefono trovato in possesso di Mazzei al momento dell'arresto. Sono due utenze intestate a due signori palermitani che sono risultati essere clonati. Le risulta un traffico telefonico dall'utenza ordinaria, diciamo pulita, di Mazzei Santo sul telefono clonato? Un attimo che devo controllare, se permetti. Dunque, il Mazzei, il 16 ottobre 92, viene chiamato alle ore 20:53 dal telefono. No, dunque. Un attimo. Chiamati appunto che avrebbe fatto il Mazzei dal suo telefono, non quelli che avrebbe ricevuto. Dunque, in data. Come, scusi? Dunque, Giuseppe. Un attimo, scusi, devo trovare. Dunque, mi correggo, in data 18 ottobre 92, per due volte, alle 17:24 e alle 17:31, il telefono di Mazzei Santo, quindi il 336, quello intestato a Evola, viene chiamato per due volte, come ripeto. Viene chiamato dal cellulare 337 96 15 84 clonato, verosimilmente in uso a Giacchino La Barbera. Sì, io le chiedevo per però due delle volte telefonate che sono partite da quel telefono. Lei dovrebbe cercare di precisarmi le telefonate che sono partite dal telefono di Mattei Santo verso quelli clonati. Se le risultano atti di indagine che provino l'esistenza di chiamate di questo tipo. Dunque, il cellulare di Santo Mazzei viene chiamato anche dal 337. Se le risultano telefonate. Sì, un attimo, esatto, devo verificare. Purtroppo io sono passati 3 anni e non mi ricordo bene, mi deve lasciare il tempo. Riceve telefonate dall'altro telefono clonato. Sì, ho capito, avvocato, che vuole dire lei. È chiaro che il telefono in uso al Mazzei non ha chiamato le utenze clonate, perché chi ha in uso il telefono clonato non riceve, perché risponde il diretto intestatario. Ma infatti non gli ho chiesto se avesse chiamato solo il telefono clonato o se l'ha fatto o meno. Io le dico, le risultano delle chiamate? No, non risultano, infatti, adesso. Dopo aver verificato non risultano. Le sta rispondendo, le ha risposto. Il Mazzei riceve dai telefoni clonati, ma non chiama. E questa è una caratteristica della clonazione dei telefoni. Mi scusi, non avevo capito la domanda. È una caratteristica. Scusi me, io dico, il telefono non clonato del Mazzei Santo ha fatto delle telefonate in quel periodo, le risultano delle telefonate in uscita dal telefono non clonato di Mazzei Santo? Sì, ha fatto numerose chiamate il Mazzei e guardi, i contatti sono specificati con Lei chi. però l'aveva posto in maniera diversa poc'anzi la domanda, avvocato. Mi permetta, non è che l'oggetto sia identico. Guardi, i contatti del telefono del Mazzei sono con Mazzei Matteo, in particolare, cioè i personaggi che a noi interessavano investigativamente, Giuseppe Di Natale e Bastone Antonio di Mazzara del Vallo, che non sono altro che, forse in uso a Bastone Giovanni, uomo d'onore di Mazzara del Vallo. Mazzer Bruno è la persona poi coinvolta nel procedimento dell'autoparco Salesi. La Barbera Giacchino, perché contatta direttamente il cellulare intestato alla Barbera Giacchino e non clonato. Poi ci sono contatti con i due clonati, quelli intestati rispettivamente ad Armetta e ad Abate. Ci sono questi contatti. Contatti che...
Chiedo scusa, intervengo dopo. No, scusi un attimo, ispettore. Adesso le chiedo, telefonate ricevute invece dal telefono trovato indosso al Mazzei Santo e provenienti da telefoni non clonati. Mi scusi, vuole ripetere la domanda, avvocato? Chiedevo di sapere se risulta un traffico di telefonate da telefoni non clonati in quel periodo, luglio-agosto del 92, verso il telefono del Mazzei Santo non clonato, cioè quello intestato alla Evola. Se risultano telefonate di questo tipo. Bene. Allora, il Mazzei viene chiamato per quanto riguarda i personaggi che ci interessano investigativamente, da Giuseppe Di Natale di Mazzara del Vallo, che doveva essere il prestanome poi di Bastone Giovanni, uomo d'onore di Mazzara del Vallo, e questo avviene nell'agosto 92. Poi viene chiamato dal cellulare il 16 ottobre 92 alle ore 20:53, viene chiamato dal 337 46 3777 intestato alla Barbera Giacchino di Altofonte. Un telefono clonato? No. Quali sono quei telefoni clonati cui le faceva riferimento intestati a Sono- quei soggetti palermitani? Sono il 337 96 15 84, che è intestata ad Armetta Carlo, e il telefono intestato ad Abate Calogero. Sono clonati. Sicuramente. E a questi telefoni chiamava il Mazzei da quel telefono, diciamo, pulito? Negativo, il Mazzei non chiama nessun telefono, nessuno dei due telefoni clonati, ma riceve dai telefoni clonati. Questa è una caratteristica della clonazione, che ha in uso l'apparato clonato. È chiaro che non divulga il numero, perché c'è la possibilità che risponda il vero possessore del telefono, l'originale, quindi... E allora, non mi scusi per capirlo, allora non le risultano o le risultano telefonate a telefoni non clonati di Mazzei in uso a quei soggetti palermitani? Mazzei, ripeto, non aveva telefoni clonati. Mi scusi, no, io dico da un telefono ordinario, il telefono pulito, per così dire. Sì, confermo, dal telefono dal 337 46 3777 intestato alla Barbera Giacchino, tra virgolette, telefono pulito. Questo contatto è avvenuto il 16 ottobre 92 alle ore 20:53 dalla Sicilia, dal ponte 091. Sento un'altra cosa, lei ha avuto notizia dell'esito del procedimento penale cui ha fatto riferimento poc'anzi a carico di Matteo Mazzei? Quell'episodio che lei ha descritto poc'anzi? Non ne ho avuto notizia, cioè per quanto mi riguarda. Ad atti del suo ufficio risultano informative concernenti la permanenza di Mazzei Santo in Rimini successivamente alla sua scarcerazione? Non ne sono a conoscenza, perché non mi sono interessato investigativamente di Matteo Mazzei. Mi scusi, le ho chiesto se per caso le risultano o ci sono stati degli accertamenti fatti nel suo ufficio concernenti la permanenza di Mazzei Santo, non di Mazzeo Mattei, in Rimini dopo la sua scarcerazione e le ragioni di questa permanenza in Rimini, se lei li conosce. Per quanto a l'ufficio senz'altro sarà a conoscenza, perché è un ufficio dove arrivano, però per quanto mi riguarda investigativamente, non essendomi interessato al caso, io non ne sono a conoscenza. Senta, un'ultima domanda, le volevo chiedere questo, quando lei parla di telefoni che sono stati in uso a quei soggetti palermitani a cui lei ha fatto riferimento...